dedicare questa giornata a Mario Roggero, la cui vicenda è stata ricordata poco prima e che rappresenta un caso emblematico di quello che è la giustizia in Italia, di come viene interpretata a causa di alcune leggi che non tutelano le persone oneste, in questo caso, non tutelano chi si alza la mattina per andare a lavorare, chi produce ricchezza, ma sembrano invece tutelare i criminali. Leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco del Teatro Comunale di Vicenza, davanti a oltre 400 persone, parla di sicurezza e spiega che Vicenza potrebbe essere uno dei laboratori politici del nuovo movimento. Sul palco anche l'ex parlamentare Alberto Filippi, organizzatore dell'incontro, e il giornalista Giuseppe Cruciani, oltre al consigliere regionale Gioe Formaggio. Vannacci ha annunciato l'intenzione di presentare una lista civica a un proprio candidato sindaco alle elezioni comunali di Vicenza del 2028. Ma l'emergenza sicurezza è stata il perno del suo ragionamento. Tant'è vero che proprio nel capitolo della legittima difesa noi estendavamo in questa proposta ai luoghi viciniori, il domicilio o il luogo di abituale lavoro, la possibilità che una persona potesse difendersi senza che fosse considerato colpevole, proprio prendendo in considerazione quello che è successo a Roggero. E lo so, abbiamo scaturito un sacco di critiche, ma come? State legalizzando l'omicidio, state legalizzando la vendetta, ma non è così, non è assolutamente così, e non ve lo dice un giurista, io non voglio fare il giurista, e non è vero che c'è bisogno di un giurista per modificare le leggi. Sicuramente c'è bisogno del tecnico, ma come politico vi dico che invece c'è bisogno di un politico che porti avanti un principio, ovvero che se tu mi vieni ad aggredire, io ho il sacrosanto diritto di difendermi in tutti i modi possibili.